Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Ebbene sì, siamo qua. Non volevo, sono sempre stato combattuto su sta cosa, però voglio anche io dire la mia, nel senso da milanista disperato ho bisogno di dire la mia. Già mi seguite un po' col Venezia quando vado a delle partite, perché il Venezia è la squadra della mia città, ma il Milan è la squadra che mi sono scelto, è la squadra del mio cuore. Amo anche il Venezia, però è chiaro che sono due modi di tifare diversi, ecco. Adesso qua mi sono anche così per vedere se mi ricordo tutto, perché non sono abituato a fare questi video, sono abbastanza impedito. Niente raga, io prima cosa che voglio dire, cioè vedere i tifosi milanisti che scrivono l'Inter a culo, l'Inter ha vinto così, l'Inter ha vinto così. No, bisogna essere sportivi. Io sono l'ultima persona che ama l'Inter, quindi tra Inter e Juve preferisco la Juve, quindi ecco, per spiegare. Non possiamo, cioè, mi metto anch'io, cioè, scrivere l'Inter ha avuto culo, l'Inter si è fatta due partite devastanti, cioè, col Barcellona, Super Barcellona che per carità a livello difensivo tatticamente è molto rivedibile, però non puoi dire culo a una squadra che fa 7 gol in una semifinale, cioè va in vantaggio, viene rimontata, è finita, perché al 90 ormai dopo con il gol di Rafinha tutti hanno detto cioè è finita, hanno avuto la forza di attaccare e 3-3 e 4-3. Non mi sono preparato niente, quindi non video un po' così, se io sono così lo sapete. Cioè non possiamo, dobbiamo stare zitti, rosicare e basta. Ma l'Inter ha giocato veramente con due balle così, raga, due palle gigantesche. Una volta erano le nostre partite, Milan-Ajax, ne possiamo citare non so quante, ma adesso non è più il nostro mondo purtroppo. Cioè, come ho scritto nel titolo, il Milan è diventato l'Inter e loro sono il Milan, cioè noi siamo l'Inter e loro sono il Milan. È così. 20 anni fa, finale dell'Inter in Coppa Italia, noi prendono in giro il portaombrelli, le coppe che non contano niente. E noi in finale di Champions adesso è il contrario, cioè noi adesso la dirigenza, che è il problema, è il male maggiore, ah, ma se vinciamo Supercoppa e Coppa Italia salviamo la stagione. Cosa? Cioè noi che abbiamo sempre denigrato perfino la Coppa UEFA, sempre il portaombrelli, il portaombrelli. Cioè, Fio, io non so cosa dire. Cioè, almeno non spariamo cavolate. L'Inter ha vinto meritatamente con i coglioni, scusate i francesismi, con le balle, con il cuore e anche nel primo tempo con la tecnica e con il gioco, perché ragazzi il primo tempo l'Inter ha dominato. C'è poco da fare. Almeno secondo me, dopo il calcio non è una scienza esatta ed è per quello che ho sempre l'ansia, cioè non ho mai voluto metterci la faccia così, però secondo me da milanista lo devo fare come tanti altri. Io non nego che seguo tutti quelli, insomma, i canali che trattano il Milan e io adesso vedo che, io sono sincero, negli ultimi mesi sto seguendo tanto Silvestrin, che apprezzo perché ha il coraggio di dire determinate cose, perché appunto secondo me è una persona disinteressata, credo, da quello che posso capire. Io non seguo molto queste cose di influencer, blogger, so che lui ha sempre trattato musica, lo seguo per la musica e poi tutto sul colpo ho visto che nei suoi video ha cominciato a parlare di Milan. Io sinceramente do ragione su tutto quello che dice è quello che pensiamo anche noi, ma anche tutti, diciamo, i giornalisti del Milan, che posso solo dire che ho Milan Channel, cioè, sono sempre stato un abbonato fedelissimo dei primi tempi, quindi voglio dire dal 2000, quindi ho sempre seguito Milan Channel con simpatia e passione. Sia nei momenti belli che brutti, ma anche loro la pensano come noi, ma giustamente non possono parlare, nel senso che comunque devono mantenere un profilo basso e non certo criticare a spada tratta o appunto come fa Silvestrini che dice secondo me cose esatte, perché è così purtroppo. Noi ormai siamo diventati una squadra, una tifoseria abituata a questo, al nono posto, alla Coppa Italia che bella, queste cose qua, cioè, purtroppo chiaramente sempre con intelligenza, non si deve mai fare, come si dice, criticare o contestare con violenza o altro, però almeno dire qualcosa, cioè non basta cardinale devi vendere, vattene, vattene, qua ci vuole lo stadio vuoto, perché fioi, parliamoci chiaro, siamo avanti così, sarà un rosicamento per tanti anni con l'Inter e forse con la Juve che probabilmente è un progetto comunque un po' più intelligente del nostro, ma noi non abbiamo niente, cioè, io l'ho scritto anche perché intanto mi sfogo sui social, cioè, ho proprio ringraziato la società per dei punti, secondo me, che ti fanno capire del perché siamo tutti così, cioè Baldini, cioè togliamo il simbolo del Milan, cioè, il Milan praticamente, la cessione di Tonali, unico milanista italiano,
Cioè loro hanno detto, leviamo le persone scomode, comunque le persone che, come si dice, hanno una rilevanza importante, che così almeno non abbiamo rotto di palle, perché Maldini vuole il bene per il Milan e quindi voleva acquisti, voleva migliorare. Dopo lo scudetto e dopo la semifinale di Champions, cosa ha sempre detto Fiori? Servono l'ultimo step per tornare il Milan. Sandro Tonali lo stesso, non so se vi ricordate l'intervista alle prime giornate dopo lo scudetto, vedo una testa diversa, dobbiamo svegliarci, o dopo la semifinale di Champions, cioè, questa gente vuole bene al Milan, quindi togliamola dai coglioni. Cioè, questo in pratica è il succo del discorso. Commissioni, cioè noi abbiamo perso giocatori importanti o per le commissioni o per come si dice, per non rinnovare per 1 milione di euro. La cosa che veramente dà Fiori, io so queste cose che gente più brava nel registrare, fare video, dicono tutti, ma uno in più non fa mai male, un deficiente come il Cume sicuramente non porta problemi, anzi è una voce in più milanista disperata. Antonio Conte, cioè avevamo sul mercato il miglior allenatore proprio per rimettere a posto la squadra, va a Napoli con una rosa che non è troppo, cioè non è una rosa devastante, eppure e a 3 giornate dal termine può vincere lo scudetto. No, Conte perché? Perché è uno che pretende, che vuole acquisti, che vuole la voce in capitolo, e non va bene perché comunque è una figura scomoda, pesante. Poi parliamoci chiaro, 2 cose, anzi 3: lo scudetto della Stella in faccia, la disfatta, perché per me è una disfatta in semifinale di Champions, mai toccato palla di Champions League con l'Inter, e i 6 derby persi. Cioè, ragazzi, una volta eravamo noi a vincere i derby quelli che contano, adesso abbiamo vinto 6 derby, sì, 3 derby vinti e 2 pareggiati, ma contano come la semifinale? No, signori, cioè la Supercoppa, sì, ok, meglio vincerla che perderla, ma non sono queste le partite, per quanto sia stata una finale incredibile da 2-0, 3-2 e si sta. Ma su una dirigenza si vede una roba del genere, l'Inter che ci festeggia in casa la seconda stella, cioè come minimo devi reagire subito l'anno dopo, non con Fonseca, ma con Conte, ma con qualcuno di valido, con una bella campagna acquisti, perché più spendi all'inizio, meno spendi dopo. Perché se sei intelligente capisci che se tu spendi un po' di soldi per un bel allenatore, per i giocatori, poi ti ritorna tutto. Adesso l'Inter, tra mondiale per club, tra Champions League, cioè, ha i bilanci meglio dei nostri, quindi anche là, cioè, vabbè, lasciamo perdere. Beh, poi chiaramente questo nono posto che va bene, perché nono posto ci sta, se vinci la Supercoppa e la Coppa Italia che te ne frega del nono posto. Il casting per il direttore sportivo, cioè Fiori, ma ci rendiamo conto? Cioè sta diventando l'evento, però poi probabilmente mantenere lo stesso organigramma, andare avanti così, e chi se ne frega, perché sarà così secondo me. Vabbè, e poi Emerson Royale, un po' il meme, l'emblema di una rosa sbagliata. E insomma, praticamente noi siamo diventati l'Inter degli anni 90 e 2000, dal 90 al 2006 circa, dopo lo scudetto dei record e prima delle di Calciopoli. Cioè io mi ricordo i tifosi interisti con la bandiera del Liverpool dopo la sconfitta della finale, e comunque loro un trofeo se lo sono portati a casa, la Coppa Italia, e noi invece abbiamo vinto un cacchio, ok? E loro godevano, invece noi comunque per una stagione dove potevamo vincere lo scudetto, perso con la Juve, con la rovesciata del Piero, la vera Champions League, non ne voglio neanche parlare di quella Champions e tutto, ma io sinceramente preferisco fare una stagione da protagonista che vincere le coppette del cazzo e basta. Però vabbè, adesso noi siamo diventati loro e loro sono noi, punto. Cioè, c'è poco da fare, me non frega un cazzo le 7 Champions, cioè se andiamo avanti così, se vincono la quarta comunque si avvicinano e hanno una prospettiva di vincerne altre, perché l'Inter ha questa prospettiva, dirigenza seria, Marotta che è il numero 1 adesso. E cosa fanno gli americani dell'Inter? Hanno capito che si devono affidare a persone competenti. Noi purtroppo non abbiamo nessuno di competente da un punto di vista sportivo. E così, insomma, ragazzi, io non so che altro dire. Questo video, mi sono messo in gioco questo video, probabilmente sono cose chiaramente già sentite e risentite, ma una voce in più per dare un po', per far capire, insomma, a tutti noi tifosi che dobbiamo essere un po' uniti e capire che se vogliamo toglierci la sta rottura di balle dobbiamo un po' contestare in maniera civile. Fiori, lo stadio, non posso vedere l'80.000 persone che si fanno i selfie contenti perché vanno a vedere uno show come in America, che basta lo show e chi se ne frega del risultato, perché in America è così, cioè tu vai là per vederti la partita, che vince o perdi chi se ne frega, e ciao, selfie, te la godi, maxi schermi, saluti la telecamera. Cioè siamo in Europa, il calcio, almeno una passione, cazzo, cioè se perdiamo anche il calcio non lo so. E così, raga, mi sento veramente dopo tanto, cioè io è da
è dall'arrivo di Fonseca che ho detto no, devo mettermi in gioco. Dopo però ho detto boh, non lo so, tanto sono cose che cioè, sto video qua sono cose dette e ridette, però spero che una voce in più possa aiutare, ecco, il clima a cambiare, perché fioi, parliamoci chiaro, se il 31 vincono la Champions, dobbiamo solo che stare zitti, anche se la vincono al 95esimo con un gol di Mani con il VAR rotto, secondo me. Cioè non possiamo permetterci di parlare e siamo ridotti così. Perché l'Inter una volta non vinceva per questo. Aveva anche dei buoni giocatori, dopo aveva Moratti, comprava anche Dalmat, Vampeta e sta gente qua. Però aveva una dirigenza poco solida, aveva pochi punti di riferimento e quindi se non vinci, tu puoi avere la squadra più forte che vuoi, ma se non parte dall'alto una società seria, giusta, capace, competente, non riesce a fare nulla, c'è poco da fare. Noi come Rosa, forse, con un allenatore migliore e con una dirigenza sveglia, il quarto posto lo potevamo anche raggiungere, anche perché siamo a meno 6, nonostante un campionato scandaloso, siamo comunque a meno 6, non ancora matematicamente fuori, vabbè, è chiaro che sei fuori, però, quindi ti fa capire che non servono 1000 acquisti. Secondo me con un campione per reparto, un difensore, un centrocampista e un attaccante, ma campioni, cioè campioni servono, gente che ha voglia di sudare, perché io ho visto Teo col Venezia, ma avete visto Dumfries distrutto a fine partita? Cioè io Teo non lo vedo così dallo scudetto, sinceramente. Quindi abbiamo poco da dire Inter qua, Inter di là. L'Inter ha vinto meritatamente, l'Inter ha tirato fuori le palle, la voglia di vincere, l'orgoglio, cose che noi non abbiamo più, perché sono tutti giocatori che se vinci o perdi cambia poco, non hanno il milanismo. Niente, raga, questo è un mini video così, io penso che porterò altri video anche per il Venezia, diciamo che pensavo di fare, quando gioca il Venezia mi metto la maglia del Venezia con la sciarpa del Milan e viceversa, così da rendere la cosa un po' particolare. Voglio mettermi in gioco, ma probabilmente, come si dice, ci saranno 3 spettatori a vedere questi video, però volevo dire la mia perché sono un po' oggi andare a letto col magone, ma non tanto per l'Inter, ma per il pensiero che noi non abbiamo una prospettiva di tornare così. È questo che mi sa sui coglioni. Cioè, per darmi la prospettiva, la può vincere l'Inter anche 8 Champions, perché questa dirigenza che non ne sbatte niente, ma meriterebbe di vedere 5 Champions League consecutive dell'Inter, ma almeno dammi la possibilità di sognare, non ho neanche quella, allora cosa facciamo? Cioè, non c'è poco da dire, è una passione, sì, sono legato al Milan, anche se andiamo in Serie C, continuate a farlo e a seguirlo, però cioè, non ho neanche una prospettiva di tornare, diciamo, ai vertici. Così, raga, un saluto al comandone veneziano, adesso magari registro un video per il Venezia che comunque nonostante tutto mi dà più soddisfazioni e io ci credo, secondo me qualche chance ce l'abbiamo di salvezza, dobbiamo sicuramente però vincere per forza, almeno 2 vittorie e un pareggio dobbiamo fare, sperare ovviamente che Lecce deve fare almeno con un punto meno di noi pari merito, quindi credo spareggio, e 2 punti meno di noi. Anche il Lecce non ha un calendario facile, forse l'Empoli è il calendario migliore tra le 3, però si salva una tra Lecce, Empoli e Venezia, c'è poco da fare. E così, raga, un saluto al comandone veneziano, un abbraccio a tutti i milanisti, abbiamo superato anche cose peggiori di queste, però le prospettive non sono belle, raga, purtroppo, perché mi rendo conto che un'altra dirigenza vede tutto questo, appunto la stella, la semifinale, adesso l'Inter che comunque sta dominando in Europa, c'è poco da fare, l'Inter Europa League finale con Conte, 2 finali di Champions in pochi anni, cioè, dopo finora non le ha vinte, vediamo questa, secondo me questa parte favorita, perché con l'Arsenal secondo me è un 60-40, col PSG un 50-50, ma leggermente sopra l'Inter per esperienza, secondo me. C'è poco da fare, meglio essere protagonisti, meglio andare in finale e perderla che fare le stagioni come le nostre. Questo è il mio pensiero. Raga, sotto al comandone veneziano, sempre comunque forza Milan, sempre comunque, anche nei tempi e nei momenti bui, però so cazzi. Cioè, detta proprio in francese. Ciao raga.